Qual è la prima canzone? Ok, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene? Ok. Se dorme un'ora di più, ma penso che la gente sia dormito 4 ore in più, no? Ok, siamo in pochi oggi qua, ma sicuramente tra poco arriveremo. Tutto a posto? Settimana bene? Ok, le belle notizie è che la prossima settimana la temperatura calerà tantissimo, saremo a freddo. Ok, la bella notizia è che siamo qua per adorare il nostro Dio, e c'è Dio qua con noi. E Lui ascolterà, sentirà tutta la nostra lode, la nostra adorazione, sentirà tutta le nostre preghiere, e perciò quanto è prezioso questo. Abbiamo Dio con noi, e è quello che noi vogliamo vivere adesso. Possiamo pregare, iniziare questo culto? E vogliamo vivere questo culto sentendo questa sua presenza nel nostro cuore. Chiudi i tuoi occhi, pensa nella tua settimana, come è andata? Parleremo di un Dio che è santo, 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 3 volte santo, la completezza di questa santità. Vediamo questo grande amore di Dio che nonostante una santità immensa, grande, ama noi come noi siamo dei peccatori, non meritiamo. Avere la gratitudine, il riconoscimento della presenza di Dio qua in mezzo a noi è una grande gioia. Nostro Padre, che privilegio di sapere che Tu ci sei qua in mezzo a noi. Che privilegio, Padre, questo che abbiamo di adorarti, di consacrare la nostra vita a Te, di offrire la nostra storia a Te. Che privilegio, Padre, avere questa intimità con Te, questa storia insieme a Te. Che privilegio, Padre, di stare assieme con un popolo, con una gente che Ti adora. Grazie, Padre, perché vogliamo vivere questo culto oggi riconoscendo che è un regalo che Tu ci dai. E noi stiamo, Padre, ricevendo questo regalo da Te e vogliamo consacrare la nostra vita a Te. Questo culto, Padre, è una nuova storia, una nuova esperienza, perché vogliamo guardarti, vederti, aprire i nostri occhi spirituali, oh Padre, per vedere o quanto santo, grande Tu sei. E quando vediamo la Tua grandezza, è lì che ci sentiamo piccoli. Ma allo stesso tempo ci sentiamo amati da Te. Grazie. Vogliamo, Padre, adesso iniziare questo momento di adorazione a Te, dicendo che Tu sei santo. Tu sei degno di ricevere tutta la lode e tutta l'adorazione. Questo culto, Padre, è per Te. È per Te. Quello che vogliamo è che Tu sia in mezzo a noi. E rivelati, oh Padre. Rivela nel profondo del nostro cuore quello che dobbiamo cambiare per Te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi. Possiamo in questo momento cantare, adorare il nostro Dio. Possiamo vivere questo momento di gioia perché c'è Dio con noi. Cantiamo, adoriamo e viviamo questo. Amen, Chiesa? Amen? Amen. Amen, ok. Sei santo, sei potente, Tu sei degno, degno di lode, ti seguirò, ti ascolterò.
ascolterò ti ascolterò e per sempre e per sempre ti amerò. ti amerò. E io canterò, e io loderò, Dio grande, Dio l'onnipotente, io l'amerò, adorerò e mi prostrerò davanti a Re. E io canterò, e io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, adorerò e mi prostrerò davanti a Re. Principe di pace, ogni te vivrò per te. Tu sei santo, Tu sei santo, sei potente, sei potente, tu sei degno, tu sei degno di lode. di lode. Ti seguirò, Ti seguirò, ti ascolterò ti ascolterò e per sempre e per sempre ti amerò. E io canterò, e io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, adorerò e mi prostrerò davanti a Re. E io canterò, e io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. Principe di pace, ogni te vivrò per te. Principe di pace, ogni te vivrò per te. Io canterò e io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. E io canterò e io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. Principe di pace, ogni te vivrò per te. Principe di pace, ogni te vivrò per te. Principe di pace, ogni te vivrò per te. Amen, lodato sia il Signore.
degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello. E gli angeli attorno al Signore, il creatore vivente, gli anziani dicevano: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. È questo quello che stiamo facendo qui, stiamo adorando il nostro Signore, dichiariamo che Lui è santo, è degno di ogni lode. È stato posto la domanda al Signore: che cosa stai facendo oggi nel sabato? Stai guarendo qualcuno nel sabato? Ma il Signore rispose: è giusto fare bene o male? Lasciarlo morire o farlo vivere? In Luca 6 dice questo. E noi abbiamo, ora porgo a voi, che cosa è giusto fare dinanzi al Signore potente, dinanzi a Lui. Adorazione è la nostra vita, in ogni momento, in ogni situazione, la quale noi possiamo dichiarare: Santo, Santo, è il Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei il Signore, Dio grande,
nostro Signore Gesù. Grazie Padre perché la tua presenza è in mezzo a noi, perché non sei morto, sei un Dio vivo, un Dio che è con noi, un Dio che prende le nostre vite, Signore, trasforma e fa tutto di nuovo, Padre. Grazie Signore perché tutta la settimana è passata e noi siamo qui nella tua casa, nella tua presenza, in mezzo Signore al tuo popolo, a renderti lodi e onore a te Signore. Guarisci Signore questa mattina, trasforma Signore questa mattina, fa Signore fiorire Signore da dentro di tutti noi Signore la volontà di cercare te, oh Padre, la volontà di seguirti Signore, di dipendere da te, oh Padre. Noi lodiamo il tuo nome Signore perché non abbiamo altro da fare Signore, noi non possiamo fare più niente Signore senza te, perché noi dipendiamo totalmente da te Signore. E noi esaltiamo il tuo nome, Signore, questa mattina perché tu sei degno di ogni lode e di ogni onore. Tu sei un degno, Signore, di grazie, Signore, di essere esaltato, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso, oh Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Che riempie il mio cuore di te.
grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, darendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Non trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Quello che sono, darendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Non trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Sono guardando ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Non trovo più di ciò che cercai, nel tuo eterno amore, nel tuo eterno amore. Quando cantiamo le canzoni così, con le frasi così, nel tuo eterno amore, possiamo essere sicuri che siamo amati. Se tu sei bello, tu non sei bello, tu sei amato da Dio. Se tu sei una persona buona ou cattiva, não importa, tu sei sempre amato dal Signore. Se tu hai commesso qualche sbaglio oggi, domani cometterai o ha fatto questa settimana, ricorda che Dio ti ama, è suo eterno amore, è un amore indipendente dalle mie situazioni. Lui mi ama come io sono, così io sono amato del Signore. Così quando stiamo lodando il Signore, riconoscendo questo eterno amore. Per quanto tempo è questo amore? Per sempre, è eterno. E Dio non cambia, Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E questo che siamo amati di Dio. Ok, parleremo di questo amore, parleremo di un Gesù che ci sorprende sempre. Dio já ti ha fatto qualche sorpresa o no nella storia? Tante, no? Tu chiedi qualcosa e quando tu vedi Dio ti dà di più. Quando tu pensi che una situazione sia diventata critica, Gesù si manifesta e noi vediamo, ma questo Dio mi sorprende sempre. E è questo nostro Dio che noi dobbiamo avere questa amicizia, questo rapporto, questa camminata, adorare questo Dio, no? Ossia la Chiesa deve avere fame, sete di adorazione a Dio. La Chiesa non può essere passiva, apatica. Noi dobbiamo desiderare di cantare, lodare, leggere la parola, pregare, perché vogliamo avere questa intimità con questo Dio che c'è, esiste e ci ama. E è questo Dio che ci sorprende che noi vogliamo camminare questa mattina. Leggiamo Luca 6, 6 a 11. Chi ha portato la Bibbia cartacea? Alza la tua Bibbia cartacea oggi qua. Oh, un bel gruppo. Chi ha portato sul telefonino? Un gruppo più piccolo. Chi non ha portato la Bibbia da nessuna parte? Puoi stare tranquillo, non c'è problema. Ok, Luca 6, 6 a 11. Un altro sabato,
un altro sabato, ele entrou nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati e mettiti in mezzo. Ed egli, alzatosi, stette in piedi. Poi Gesù disse loro: io domando a voi, è lecito di sabato far del bene o far del male? Salvare una persona o ucciderla? E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: stende la mano. Ele lo fece, e la sua mano fu guarita. Ed essi foram pieni di gioia, hanno fatto una grande festa, una grigliata, hanno preso una torta e hanno fatto una grande festa per il miracolo di Gesù. Finisce così la storia? No. Questo è un testo apocrifo. Ed essi furono pieni di furore e discutevano tra di loro su quello che avrebbe potuto fare a Gesù. Nosso Padre, vogliamo camminare questa mattina nella Tua parola. Vogliamo, Padre, camminare in quello che Tu ci insegna. Vogliamo camminare nei Tuoi principi. E che lo Spirito Santo, che è presente in mezzo a noi, continua, Padre, a rivelare, a usare la vita di ciascuno di noi, a portare, Padre, la Tua parola che trasforma. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. È veramente una storia molto interessante questa, no? Noi abbiamo un Gesù che ci sorprende sempre. Quando vedo una storia come questa, eu comincio a vedere Gesù sempre fa oltre. Qualche settimana fa abbiamo predicato quello paralitico che è stato guarito, ma Gesù fece ancora di più che lo ha, che si ricorda? Lo ha perdonato. Ossia, è questo Gesù che ci sorprende in ogni momento. Perciò o quanto eu devo conoscere la persona di Gesù, conoscere Dio, per vedere se non avrà nessuna sorpresa nella mia storia. Ma quanto di più eu conosco Gesù, quanto di più eu conosco Dio, sempre c'è una sorpresa. E Lui fa questo nella nostra storia. Perciò gli atteggiamenti di Gesù sono fuori della mia logica. Perché tante volte io faccio una logica, perché se io sarò bravo, io avrò alla fine dell'anno un bel regalo di Dio e Dio mi benedirà. Noi siamo stati creati, insegnati dai nostri genitori, ossia essere bravo, regalo di Natale. Essere bravo, un bel regalo di Natale. Non essere bravo, regalo di Natale sarà così così. Noi abbiamo imparato questo nella nostra mentalità. Ma entra un Gesù e un Dio che prende questo e dice: calma, non è così che funziona. Io sorprendo. E non è per merito tuo, non è merito tuo, che io manifesterò la mia gloria nella tua storia, nella tua vita. Perciò questo Gesù che ci sorprende ha guarito quello paralitico, che neanche aveva la fede erano degli amici, e questo Gesù adesso che ci sorprende novamente una nuova storia. Perciò quando eu comincio a pensare questo Gesù che ci sorprende sempre, devo pensare nella mia vita. E sicuramente tutti noi siamo qua con i nostri problemi, i nostri dolori, le nostre crisi, le nostre situazioni drammatiche. E c'è un Gesù che dirà: e io farò di più. E qua che io devo cominciare a camminare con questo Gesù e aspettare le sue manifestazioni, questo di più. Quando eu penso che il mio ragionamento è giusto, viene Gesù e dice: e Caio, non è così. Io cambio tutto. Io cambio na storia. Io faccio come io voglio. E è questo Gesù. Non mi stanco di dire, questo periodo, questo anno, no? Io e il pastore Sandro abbiamo pianificato un lavoro con i nostri giovani, adolescenti e preadolescenti. Viene Gesù e dice: Caio, Sandro, prendete tu questo progetto, mettete nella spazzatura, perché io farò qualcosa di più. E Gesù ha cominciato a fare qualcosa di più con i nostri ragazzi. E quando ho visto questo Gesù che faceva qualcosa di più con i ragazzi, io ho lasciato nella spazzatura, non voglio neanche vedere quello progetto che abbiamo pensato all'inizio di anno. Perché questo Dio che vuole e desidera manifestare la sua gloria in modo sorprendente.
E quanto é importante che io possa stare in questa amicizia, questa intimità, questo rapporto con Lui, per cominciare a vivere l'esperienza del soprannaturale e dei miracoli del nostro Gesù. Perciò Gesù cambia una storia, cambia la mia storia. Io devo aprire gli occhi spirituali per vedere le cose. Io non sono il centro della storia, è Dio. Quando eu comincio a cercare di essere il centro, di essere il Caio, Dio dice, voglio essere così, ti lascio, ma tu soffrirai. Quando io sono il centro della storia, tu che ti sei umiliato, io manifesterò qualcosa grande nella tua storia. Perciò questo Gesù comincia a manifestare per noi che la croce non è una sconfitta, la croce si è diventata una, contrario di sconfitta, una vittoria, o perdono dei nostri peccati. La croce ci ha portato alla presenza eterna con nostro Dio. La croce ha dato la nostra salvezza. La croce non era una sconfitta. Perciò con Gesù io comincio a vedere che c'era una tomba che era vuota. Tra pouco staremo celebrando la Páscoa. Pastore, c'è Natale prima, lo so. Ma tra pouco já viene la Páscoa. E nós staremo celebrando una tomba che è vuota. La vittoria sulla morte. E questo Gesù che dopo 4 giorni arriva un amico e sembra che lui aveva lasciato trascurato questo amico Lazzaro. E dopo 4 giorni che cosa dice a Lazzaro? Oh ragazzo, vieni fuori. E lui risuscita Lazzaro, sorprendendo a tutti. E questo Gesù che prende 5 pani e 2 pesci, e che cosa fa con 2 pani, 5 pani e 2 pesci? Moltiplica nelle mani dei discepoli e comincia a moltiplicare 5.000 uomini, più le donne, più i bambini mangiano. E tanto. É questo Gesù che ci surpreende, che quando vediamo sta camminando sopra le acque. Questo Gesù che quando manca il vino, dice, mi porta acqua qua, e transforma acqua in vino. É questo Gesù che ci sorprende, che sta cercando di fare qualcosa nella nostra vita, che sia una sorpresa buona, meravigliosa, stupenda. É questo Gesù che sta cercando di guarire le nostre ferite. É questo Gesù che noi vogliamo predicare di sempre. Perciò Lui fece tante cose che io devo scoprire ancora di più. Io devo intuffarmi, non so se posso dire questa parola in italiano. Io devo tuffarmi su questa nuova storia di Gesù e essere arricchito di una esperienza con Lui e scoprire o quanto grande è il suo amore per me. E questo Gesù agisce ancora nella nostra storia, nella nostra vita. Perciò la mia crisi è perché quando c'è un Gesù nel soprannaturale, un Gesù che ancora io sto scoprendo, c'è il mio ragionamento umano che io vorrei giustificare tutto. E qua c'è un Caio che cerca di spiegare a Gesù, non è così, non funziona, così non andrà bene. E Gesù dice, Caio, zitto, sono io che comando. E lui comincia a prendere il mio ragionamento umano e mette nella spazzatura. E comincia a fare, stai vedendo adesso? Stai vedendo che io posso fare ancora di più? Dove non c'è vino, mi dà l'acqua che io posso trasformare. Dove c'è la morte, mi dà questo che io posso dare vita. Dove c'è quello paralitico, portami qua che lui sarà guarito e perdonato. Dove c'è un'acqua, io posso camminare sopra. Caio, tu credi in questo? Tu credi che c'è un mare e ancora la gente possa passare ai piedi asciutto su quello mare? Tu credi che Gesù ti sorprende ancora oggi? Sì o no? Ossia, e perché che tante volte io comincio a nutrire la mia vita con dolore, con amarezza, con tristezza? Io sto perdendo la gioia di essere sorpreso della potenza di questo nostro Dio. Perciò questa parola che Gesù ci insegna, c'è un principio molto importante. Io devo sottomettermi a Gesù. Io devo permettere che questa parola che trasforma sia la guida della mia vita e mi porta a scoprire questa grandezza di Gesù. Io devo sottomettermi completamente alla sua autorità, alla sua sovranità, alla sua potenza, alla sua grandezza. E è là che io comincio a abbassarmi e adesso che io comincio a vedere che c'è un Dio che è grande. Perché nel momento che eu comincio a giustificare, dal momento che eu comincio a insegnare Dio,
eu não risco a scoprire la sua grandezza. E é questo che ci insegna. Perciò vorrei lavorare questo messaggio oggi in qualche punto importante. Dove era Gesù in questo momento? Dove era Gesù? Dentro di quale struttura? Dentro di una sinagoga. Dove era Gesù qualche capitolo prima in Luca? È stato cacciato via de dentro di una sinagoga. Ossia, un Gesù che è stato rifiutato dentro di una sinagoga, lui entra in un'altra sinagoga. Já è successo con te qualche tempo, qualche periodo, qualche momento della tua storia che tu ti sei stato rifiutato dentro di una chiesa? Tu já sei sentito un po' rifiutato dalla gente della chiesa? Ok, non sono da solo, 3 persone che sono con me, 4 persone, 5, ok. Le mandi se hanno alzato, ok, amém. Quanti di noi siamo stati rifiutati? Gesù è stato rifiutato. Leggiamo Luca 4, 28 a 30. Luca 4, 28 a 30. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieno di ira. Questa è un'altra storia. Si alzarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per fare che cosa con Gesù? Precipitarlo giù. Ma ele, passando in mezzo a loro, se ne andò. O punto importante di questa storia è vedere qual era il proposito, qual l'obiettivo, qual era veramente la ragione di Gesù essere presente nella terra. O punto importante della nostra storia è perché io sono qua. Io non sono centro. Gesù è stato rifiutato na sinagoga. E poteva dire a quel gruppo di religiosi, basta, io non entro più in nessuna sinagoga. Io abbandono tutte le sinagoghe perché adesso basta. Io farò il mio ministero al modo mio. C'è un caffè al modo mio, ok? Ok, io farò al modo mio tutto il ministero. Gesù poteva fare questo? Sì o no? Ma c'era qualcosa più alta. E a più alto è il suo ministero, più alto, o valore più grande. E che lui sapeva che doveva entrare per fare dei miracoli, delle azioni. E c'era una chiamata nella sua storia. Tante volte noi ci sentiamo il centro della storia, la gente mi ha rifiutato, io non vado più in chiesa. La gente ha fatto questo contro di me, io non vado più, non neanche salutare. Io sono pronto. Ma Gesù ci insegna l'altro principio. E il principio è pensare che cosa? C'è un valore più alto nella storia. Non sono io. 99,9999 dei problemi di crisi in un gruppo, in una chiesa, in famiglia, in una azienda, in qualsiasi, è quando noi pensiamo in noi stessi. Io sono il centro della storia. E se le cose non succedono come io penso, come io desidero, che posso soddisfare a me, io comincio a creare dei problemi per distruggere quello che c'è dentro. Tu já hai visto quais sono i pettegoli dove tu lavori? Tu já percepito i pettegoli dove tu lavori? Le pettegolezze avvengono perché lui cerca di essere il centro della storia, lui ha la ragione della storia, lui è il centro della storia, lui vuole spiegare tutto e comincia a creare problemi in mezzo ai dipendenti e crea un grosso problema. Gesù ci sta insegnando qua che c'è un valore molto più alto. E questo principio di Gesù dimostra che il valore più alto deve continuare. E qual era o valore più alto di Gesù? Glorificare o Padre. Qual era o valore più alto di Gesù? Manifestare la parola davanti alla gente. Qual era o valore più alto di Gesù? Non importa quali sono le persone, io manifesterò la gloria del Padre. Perciò che Gesù entra di nuovo in una sinagoga. E entra diverse volte in una sinagoga. Anche l'Apostolo Paolo e Pietro, nel momento nel libro di Atti, loro entravano in sinagoga, erano rifiutati e ritornavano. Ossia, io devo percepire che c'è un valore più alto nella mia vita e è questo più valore più alto che io non devo abbandonare. Qual è il valore più alto che tu ce l'hai? Non sei tu. Io sempre faccio una cosa che sembra una battuta, ma non è una battuta. Chi sono italiani qua? Nati in Italia. Potete alzare le mani? Nati in Italia. Oh, un bel gruppo.
La maggioranza qua non sono. E voi siete venuti in Italia per fare qualcosa. Che cosa? Ah, pastore, lavorare, studiare. Tu sei venuto qua per fare che cosa? Manifestare la gloria di Dio. Tu sei venuto qua per un valore più alto. Non sei tu, non è il tuo lavoro, non è la tua storia di essere qua in Italia. Tu sei arrivato in Italia per manifestare la gloria del Padre. È questo valore più alto. Perciò le circostanze della vita non possono avere sopravvento su questo valore più alto della tua storia. O valore più alto deve essere trasmesso, è un messaggio di vita, è un messaggio di liberazione, è un messaggio che guarisce, è un messaggio che transforma. È questo valore più alto. E quando questo valore più alto è la mia priorità di vita, le circostanze che succedono qua, io non do nessun valore. Gesù poteva essere ucciso, ma sicuramente non sarebbe in quel momento, perché non era il tempo. In quel momento della sinagoga, lui scappa dei religiosi e va via. E esce di Nazareth e viene a Capernaum. Ma Gesù ritorna a quel gruppo di persone che volevano ucciderlo. Ossia, o valore più alto è lì che deve essere la mia priorità di vita. Ogni tanto mi preoccupa quando la gente dice: ah, sono stanco, non vado ad adorare Dio. Ah, sono stanco perché o valore più alto è la priorità. E la priorità è quello che io devo vivere con sforzo, com fatica e com empenho. É o valore più alto que eu devo consacrar alla mia vita. E o valore più alto é quello che Gesù ci insegna e io devo cominciare a imparare. Perciò o valore più alto Gesù non ha perso. E non si importava con le circostanze. E non si importava con valori più bassi. È la priorità della storia. Perciò o cristiano che non studia la parola comincia a adattarsi alla mentalità di questo mondo. Um cristiano que não conhece a história de Jesus comincia a ver a stessa mentalità delle persone di questo mondo. Perciò um cristiano que não legge la parola di Dio, não assorbisce la parola di Dio, não vede come agisce Gesù, comincia a prendere la mentalità di questo mondo e diventa suo stile di vita e comincia a dire: io penso in questo modo, io sono così. Quando um cristiano comincia a vedere la storia di Gesù, comincia a dire: io devo cambiare. Eu devo passar por questa trasformazione. C'è qualcosa di nuovo. C'è un Gesù che mi sorprende. Perciò un cristiano che non studia la parola, c'è una mentalità del mondo e vive una miseria spirituale. Non c'è discernimento giusto delle cose, non c'è discernimento di quello che è giusto e sbagliato. Un cristiano che non vive nella parola do Signore è una parola forte, ma è quello che è. É uma miséria espiritual que está vivendo, sofrendo e não riesce a uscire di questo mundo que está uccidendo la sua vida. La mia mentalità deve essere trasformata, conoscendo che è Gesù, conoscendo la parola, e questa parola c'è il potere di trasformare la mia mentalità, e io comincio adesso a avere una mentalità in Cristo. Non importa quello che la gente farà con me, io ce l'ho un proposito di vita. Eu te dou um princípio più alto. Perciò questo Gesù mi ha insegnato: ama le persone. Ama le persone e comincia a morire per le persone. Gesù stesso è stato morto e è morto per noi. E noi in quel periodo eravamo nemici di Gesù. Io devo amare i miei nemici. Tu ce l'hai? Tutti noi abbiamo. E quanto più nemici noi abbiamo, meglio ancora, perché noi stiamo con la mentalità di Cristo. E questa mentalità di Cristo è che mi farà essere saldo davanti ai miei nemici e loro saranno distrutti, perché il Signore agirà in questa storia, non io, è il Signore. Perciò è questa storia che io devo imparare. Gesù, per amore alle persone, lascia stare tutte le offese, ritorna a un'altra sinagoga perché voleva insegnare questo principio di Cristo, principio di Dio. Questo principio è fondamentale per noi, vedere i valori più alti, vedere la gente, vedere le persone. Io devo avere
ogni momento una opportunità di dare alle persone un'opportunità di trasformazione. Io devo vedere quello che Gesù fece nella mia vita, che succeda anche nella vita degli altri. Gesù trasformò la tua vita? E adesso prendi questo valore più alto e cominci a andare dappertutto perché gli altri possano essere trasformati da Gesù. E è questo Gesù che ti sorprende. L'altro punto importante di questa storia è che noi siamo osservati per essere accusati. Che cosa hanno fatto i religiosi novamente lì? Hanno visto il miracolo, hanno visto la situazione e stavano cercando in qualcosa in Gesù per accusarlo. Se qualcuno está cercando qualcosa nella tua vita per accusarti, lascia. Eu avevo uma pessoa na minha vida que adesso não tinha più, que era a mamma di Astrid, que era a minha suocera. Lei faceva tante volte, più o meno così con la mano, né? Ossia, non do importância per questo. Non dimentico il modo come la mia suocera faceva. Ossia, anche noi dobbiamo imparare questo. Non do valore per questo. Se qualcuno vuole accusarti, lascia. Qual è il problema? Tu vuoi difendere la tua ragione? Non funziona. Se tu stai camminando nel princípio più alto, nel valore più alto, lascia che l'alto ti osservano e cercano qualcosa per accusarti. Ma non troveranno. Non troveranno. Perché se eu estou caminhando nel valore più alto, la mia vita está nella integrità in Cristo Gesù. La mia vita está caminhando come Gesù desidera. La mia vita è coerente con Gesù. Perciò la gente cerca di vedere questa frase, questa parola, questo atteggiamento e dopo loro vedo, ma ancora, non c'è più. Perché o valore più alto fa parte della mia storia. E è interessante, eu uso molto questa frase, la linea tra l'amore e odio è troppo sottile. Una persona che ti ama oggi, domani può odiarti. È troppo sottile passare dall'amore all'odio. Quante persone noi avevamo che erano veramente grandi amici, ti amavano tanto e oggi non vogliono neanche vederci. È molto sottile questa linea tra amore e odio. E quelli religiosi lì non amavano Gesù, avevano un odio, un amare di meno per cercare di mettere in una grande trappola. Perciò quando finisce l'amore, esiste il senso di vedere in ogni persona e il desiderio di tornarla pubblicamente indegna. Quando eu cerco di criticare una persona, io cerco di tornare indegna pubblicamente. Una cosa che io chiedo alla Chiesa, proteggete i vostri fratelli e sorelle. Se c'è qualcosa che comincia a diventare una critica al tuo fratello, alla tua sorella, tagliate. Perché noi non possiamo permettere che nessuno si diventi indegni. E loro stavano cercando di vedere qualcosa in Gesù per accusarlo, per tornare una persona indegna. Perciò Gesù in questo che ti sorprende non si importava con questo. Noi abbiamo una chiamata e quando abbiamo una chiamata noi riceveremo una grande opposizione contro di noi. E qua è molto importante, noi dobbiamo essere le persone forti, radici, molto salda nella nostra fede, per non importarsi con l'opposizione. Opposizione c'è. Quanto di più serviamo il Signore, più crescono le opposizioni, perché c'è un nemico che vuole distruggere. E come ho detto a voi prima, se avete tanti nemici, ringrazia Dio. Se ci sono tante opposizioni, ringrazia ancora di più a Dio. Perché state camminando nella strada giusta. Quando tutti ti abbracciano, attenti con la tua vita. Quando tutti ti adorano, attenti con la tua vita. C'è qualcosa che non funziona. Perché noi viviamo in un mondo che è cattivo e con questo valore più alto di Gesù estou entrando in questo mondo e c'è un'opposizione, ma io vado, io continuo, perché eu non mi fermo in questa chiamata. Noi siamo stati chiamati a un traguardo, un obiettivo molto più grande. Il nostro esempio è Gesù. Tu ce l'hai una chiamata e cominci a imparare a resistere nei giorni cattivi, giorni malvagi, ci saranno. E eu devo resistere in quel momento. O problema è che noi abbiamo tanti cristiani che sono molto
debole, ma è molto fragile, molto sensibile, molto quello che non mi tocca, non mi parli. È questo cristiano che non riescono a sopportare una opposizione e crollano, perché o princípio più alto não esisteva. Gesù ci insegna che c'è un princípio più alto e non importava le opposizioni. C'era opposizione religiosa contro Gesù, c'era l'opposizione politica contro Gesù, c'era opposizione familiare contro Gesù e c'era l'opposizione dei propri amici contro Gesù. E lui continuava la sua opera e faceva dei miracoli e delle grandi cose e andava verso la croce contro questi. Quando io sono una persona che só resiste nel giorno malvagio, io vado e non torno indietro. Perché Dio mi ha dato una chiamata grande e questa chiamata grande io non abbandono. Perciò questa chiamata del Signore è il mio principio più alto. Perciò io non posso perdere questa chiamata do Signore. O nosso esempio è Gesù. E l'altro ponto importante di qua è che Gesù agisce in un modo novo. L'agire di Dio è sempre novo. É molto diverso di quello che noi abbiamo immaginato. Quando tu aspetti un modo di Dio, Lui viene e fa tutto novo. É questo modo che noi dobbiamo conoscere di Gesù. Gesù vuole salvare la gente. E perciò in quel momento qual era la crisi dei religiosi? Lui facendo una guarigione un giorno di sabato. Noi inseriamo le regole come le cose più importanti e non le persone. Eu me preoccupo molto quando a Chiesa comincia a avere tante regole. E nós não abbiamo il discernimento per vedere. È una regola per mantenere una struttura, una organizzazione, per glorificare a Dio, o una regola che comincia a tagliare la libertà della presenza di Dio di trasformare la gente. Le regole esistono, ma io devo stare attento che queste regole non sono valori più importanti. Più importanti sono le persone. La regola lì era o sabato. Non si poteva fare tante cose a sabato. Ma Gesù stava trasformando non la regola, stava facendo vedere a loro che c'era un principio più alto, che sono le persone. Marco 2, 27 e 28. Poi disse loro, o sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Così quando ci sono le regole, io devo vedere, è per guarire, trasformare le persone, portare la gloria del Padre o per inibire la presenza del Signore. E è lì che io devo stare attento. Perciò io non posso trasformare le regole come la cosa più importante per il funzionamento della mia storia, della mia vita e della mia comunità. Perciò che cosa è più importante? Il sabato o pure la gente? Perciò che Gesù ha detto, di sabato facciamo male o facciamo il bene? Perciò che Gesù stava vedendo una persona che non aveva una malattia molto complessa. Era soltanto la mano destra che aveva un problema. E tante volte noi creiamo una situazione e dici non possiamo. Non possiamo. Ma la persona sarà trasformata. Succederà un miracolo di Dio, ma non possiamo. Calma. Vediamo le persone come più importanti. Vediamo il principio più alto. Gesù aveva la saggezza e il discernimento giusto. Perciò che subito sapeva che cosa era più importante da dire e fare. Tante volte usiamo quella espressione, sempre abbiamo fatto così, dobbiamo continuare a fare in questo modo. Già sentito questa frase? Sempre abbiamo fatto così, perché dobbiamo cambiare? Perché dobbiamo fare questo? Non è così. Sempre abbiamo fatto così, ma sempre c'è un momento di fare diverso, no? Sempre c'è la creatività di Dio per fare diverso. Gesù era creativo. Gesù guariva le persone toccando. Gesù guariva le persone parlando. Gesù guariva una persona, un cieco, sputando. Gesù guariva le persone senza essere presente. Ossia, Gesù era creativo. E questa creatività ha dato a noi. E adesso noi dobbiamo avere la saggezza per avere il discernimento delle cose e vedere,
facciamo in questo modo. Io non sono qua dentro di una scatola che funziona solo così e non usciamo di questa scatola. Noi abbiamo trovato la libertà. E questa libertà noi dobbiamo portare ao valore più alto, che è trasformare le persone per glorificare Dio. E è tutto per la sua gloria. Perciò Dio agisce come Lui vuole. Dio agisce e trasforma come Lui desidera. E è questo Dio che eu adoro, perché quello che ha fatto nella mia vita è stata una trasformazione profonda come Lui ha voluto fare. Ma Lui farà nella tua vita in modo diverso, nella sua creatività, nella creatività di Dio. Perciò questo valore di Gesù era per trasformare la gente. Perciò noi dobbiamo sapere che ci sono le regole, ma se il principio più alto adesso è cambiare queste regole per trasformare un gruppo di persone, trasformare la gente, o come detto prima, spazzatura. E adesso diamo vida, in modo che la gente possa avere vita. E è lì che entra questo profumo della presenza di Dio nella nostra storia, nella nostra vita. Lucas 6:9. Poi Gesù disse loro: io domando a voi, è lecito di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Quante volte abbiamo ucciso una persona perché abbiamo seguito le nostre regole? Quante volte non abbiamo dato un'opportunità a una persona perché c'era una regola? Quante volte? E Gesù stava dicendo: uccidere o dare vita? Salvare o perdere? Perciò è discernimento, e quando o discernimento esiste è perché i miei valori sono in Cristo, è per glorificare il Padre. Abbiamo un Dio, abbiamo un Gesù che vuole salvare la gente. Interessante, come ho detto prima, questa malattia non era una malattia molto severa, non era una lepra, non era una persona che era morta, non era un paralitico, non era un cancro, come possiamo dire di oggi, era un problema in una mano. Ma Gesù dimostra un valore più alto per fare vedere ai religiosi che Lui è venuto per essere il Signore del sabato e il Signore delle regole. Noi come credenti cristiani, noi dobbiamo essere sopra le regole che si esistono dentro di una comunità. È per trasformare la gente. Gesù stava dimostrando che nonostante una situazione non tanto grave, o valore dell'essere umano era più alto di una regola religiosa. Portare le persone a Gesù è questo principio più alto che noi abbiamo. E lì non esiste prezzo. E lì non esiste fatica. È molto più alto. É lì che é um empenho. Perciò não existe um limite per l'agire di Gesù. Não existe um limite per l'agire di Dio. Não pode haver um limite per il nostro agire verso trasformare la gente. Questa storia Gesù stava me insegnando: guardate il valore più alto. E è questo valore più alto che trasforma le persone. Davanti a tutti qualcosa sembrava una pazzia fora da regola, ma dentro c'era la volontà del Signore e un miracolo succede e ti sorprende. C'è un testo in Daniele 9:18 che vorrei finire con questo testo, che questa storia di Daniele che fa una preghiera molto interessante, ma c'è una frase preziosa qua. Oh mio Dio, inclina o tuo orecchio e ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni, guarda la città sulla quale è invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoti sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Manifestazione di Gesù è perché c'è una misericordia. Tu sapevi che tu non meriti niente? Tu sapevi che tu non sei giusto per nulla? Tu sapevi di questo o no? Guarda te stesso e dica: io non merito niente, io non sono giusto. Così quando io prego al Signore e chiedo questi miracoli al Signore e chiedo le azioni del Signore, è per la sua misericordia. E questo Gesù che ti sorprende è per le azioni della sua misericordia verso di noi. Perché noi non meritiamo nulla. Tutto ciò che io faccio qua non arriva
neanche a una piccola cosa la giustizia di Dio. Io non sono giusto. È la misericordia di Dio. Gesù guarisce quella persona per la misericordia. Gesù insegna in quella sinagoga per la misericordia. Gesù entra nella nostra casa per la sua misericordia. Lo Spirito Santo è nella tua vita per la misericordia. Quello che io faccio è per la misericordia. Perciò io non sono il centro della storia. È Gesù. Il valore più alto è glorificare il Padre. E quando tutto è per glorificare il Padre, io riesco a capire che io sono miserabile. E è la misericordia di Dio che si manifesta. Io sono amato, nonostante quello che io sono. Noi non siamo giusti, neanche bravi. Perciò i tuoi problemi diventeranno più semplici quando tu cominci a camminare nei valori più alti. E lì la misericordia agirà e trasformerà la tua vita. Preghiamo. Questo Gesù agisce alla gloria del Padre e vuole agire nella tua vita alla gloria del Padre, per la sua misericordia. Arriva quel ragazzo lì in quel momento con una mano che aveva una malattia e c'è una guarigione. Il valore più alto di Gesù era glorificare il Padre. Come sta la tua vita oggi? Quali sono le malattie che tu stai portando a Gesù? Gesù vuole guarire a un modo suo, per glorificare il Padre. Tante volte siamo dentro di una chiesa, come c'era questo ragazzo, con una situazione di un problema di malattia, nessuno si importava. Tante volte siamo noi dentro di una comunità, nessuno si importa per me. Ma c'è Gesù con la sua misericordia che vuole glorificare il Padre e trasformare la tua vita. Portare a Gesù questa situazione è una fiducia che Lui agirà a un modo suo. Nostro Padre, grazie perché abbiamo questo Gesù. Grazie perché abbiamo la tua persona che sia glorificata e esaltata. Grazie, oh Padre, perché nella tua misericordia il tuo agire si manifesta. Io prego per me, io prego per la tua Chiesa qua presente, oh Padre, che noi possiamo continuare a vedere il valore più alto e non abbandonare la tua congregazione, il tuo popolo. Guardare il valore più alto, che è glorificare a te. E che la nostra mentalità sia la mentalità di Cristo. Grazie, Padre, perché Gesù ci sorprende. E quando sto preparando qualcosa, viene un Gesù e fa di più. E mi fa vedere che la sua opera è più alta. Le vie del Signore, i pensieri del Signore sono molto più alti dei nostri. E grazie, perché la tua misericordia è abbondante. Nel nome di Gesù, guarisci la tua gente e il tuo popolo, e che possa dare la vera libertà di adorare
e di conquista. Così sia, Padre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Dá un abbraccio a tuo fratello. Dica a lui guardare le cose di lassù, cercare le cose del regno, adorare al nostro Dio e glorificare il nostro Signore sempre. Non importa le stanchezze, le fatiche, le situazioni, le critiche, opposizioni, io adoro il mio Signore. Amém? Amém, Chiesa? Ok, qual è il cantico? Qual è il cantico? Tu sei santo. Oh, noi canteremo Tu sei santo, ma per favore, aprite la vostra bocca, il vostro cuore e cantate Tu sei santo, ma con tutta la forza e energia. Amém? Non lasciare che le circostanze di questa vita ti tolga la gioia, o volere, la passione di adorare il nostro Dio. Adora, 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 canta, canta e esalta e glorifica il nostro Signore. Amém? Facciamo questo con gioia e con allegria. È un momento di offerta, di decima, è un momento della consacrazione. È fuori della mia logica dare decima, è fuori della mia logica offerta, ma è dentro della logica di Gesù. Uau, e è Lui che fa tutto il miracolo. Facciamo questo con gioia e allegria, cantando e offriamo al nostro Dio, perché tutto proviene da Lui. Ok, 3, 2, 1 e via! Degno di lode.
Grazie, Padre, per la tua bontà, per la tua misericordia. Grazie, Signore, perché ci ha condotto fin qui, Signore, e la tua presenza si è fatto viva questa mattina. Grazie per i tuoi insegnamenti, per la tua parola che ci ha dato, Signore. Grazie perché so che tu sarai ancora presente questa settimana. Aiutaci, Signore, a fare con che questa parola, Signore, possa dare frutti, Signore, e cambiare le nostre vite, oh Padre. Grazie per le offerte, Signore, possa tu riempire, Signore, di ogni sorta di benedizione queste famiglie, e che tu possa, Signore, con questi soldi moltiplicare, Signore, fare la tua parola avanzare qua in questa terra, oh Padre. Grazie per tutto ciò che fai, in nome di Gesù, amen. Amém? Potete accomodarvi? Nosso culto não é finito, hein? Adesso staremo adorando o nostro Dio. Oggi è con noi qua Amanda, lei viene da Verona e lei è una cantante cristiana qua in Italia e oggi vuole guidarci anche in questo momento di adorazione ao nostro Dio. Ah, eu devo cambiare qua il microfono, no? Ok. Aiutatemi qua. E ok. E così lei starà guidando adesso con 2 canzoni, anche la sua testimonianza, e che noi possiamo stare in adorazione al nostro Dio. Adesso mi hanno cambiato. Non vengo più in questa sinagoga, in questa chiesa, mi hanno tolto il microfono. Ok. Grazie, così Amanda, non ti conosco, prima volta così non posso presentarti, no? Amen. Buongiorno a tutti, per me è una gioia essere qui con voi stamattina e non so voi ma stamattina ho mangiato del buon cibo. Pastore Caio, io non ti conoscevo, ma io penso che tu eri tra i 12 di Gesù, è impossibile che tu non fossi là con lui, perché è riuscito a portarci Gesù, voi magari sarete abituati ad ascoltarlo, no? Ma in una maniera così semplice, così genuina, che io ho sentito Gesù stamattina. Un Gesù semplice, un Gesù che quando vedeva una necessità si fermava e aiutava. Come ha detto il pastore, non era una grande malattia magari che aveva quell'uomo, però era un bisogno. E un giorno Gesù ha incontrato ognuno di noi, nella condizione, nel luogo in cui noi ci trovavamo. Lui si è fermato, ci ha guardato e ha detto: Amanda ha bisogno di me. E così anch'io nella mia vita c'è stato un momento specifico in cui ho detto: Gesù, o intervieni tu o io non ce la faccio più. E questo valore più alto che abbiamo sentito stamattina è il valore che Dio mette in ognuno di noi. Sapete, quando il mondo non ci dà valore, quando le persone non ci danno valore, arriva Gesù e dice: tu sei importante per me. E stamattina davanti a voi avete una ragazza che oggi ha 29 anni, una donna ormai, ma quando sono nata io i miei genitori erano 2 bambine, avevano 15 anni e 19 anni. Io sono brasiliana, nonostante vivo in Italia da tanti anni, e in Brasile è comune vedere donne che rimangono incinta presto, ma 15 anni è troppo presto. E quindi io non sono cresciuta con i miei genitori e questo mi ha causato delle ferite così profonde che non erano quelle malattie fisiche che spesso noi corriamo a presentare al Signore, perché ogni domenica magari nelle comunità vengono poste le richieste di preghiera e sentiamo tanta gente che ha dei dolori fisici importanti, ma ci sono delle malattie nella nostra anima che noi non possiamo vedere a occhio nudo. Ma oggi le chiese sono piene di persone ferite, piene di persone con rancore, con odio, situazioni che magari il tuo vicino nemmeno sa, perché magari tu hai un bellissimo sorriso, quando lui ti chiede come stai tu dici va tutto bene, ma solo Gesù sa realmente quello che noi abbiamo dentro. E nel mio cuore c'era rancore, c'era odio, c'era abbandono. I miei genitori non mi hanno cresciuta, mi hanno affidata a mia nonna, ma grazie a Dio mia nonna conosceva il Signore. E quindi mi ha sempre portata in chiesa, mi ha sempre istruita in ciò che è la parola del Signore, mi ha sempre insegnato che c'è una via e quella via era Gesù. Ma man mano che io crescevo, soprattutto durante l'adolescenza, io in me avevo delle ferite così profonde. E un giorno sono entrata nella mia stanza dicendo: io sono pronta a togliermi la vita, perché io penso che non c'è senso, perché io penso che se io la faccio finita oggi chi sentirà la mia mancanza?
Ma quel giorno io ho fatto una cosa che molti ai tempi di Gesù facevano, si presentavano a lui mostrando il loro problema. E sapete, credo che oggigiorno il più grande sbaglio di noi figli di Dio è non raccontare a Dio come stanno veramente le cose. Perché tanto diciamo, ma Dio sa, com'è la mossa? Ma Dio sa, perché glielo devo raccontare? Lui non è onnisciente? Bene, quando noi glielo diciamo, lui gli stiamo dando potere e autorità per fare qualcosa. Quindi quel giorno ho detto, Signore, solo tu puoi sanare le mie ferite. Solo tu puoi trasformarle in cicatrici. E cicatrici è il titolo dell'album che ho lanciato a gennaio. E quando parlo di cicatrici nelle chiese non è una bella cosa parlare di cicatrice, perché in realtà una cicatrice prevede che prima ci sia stata una ferita. Ma oggi sono venuta a parlarvi del potere che c'è nelle cicatrici. Perché un certo Tommaso non ha creduto che Gesù era risorto. Tommaso è quel famoso della Bibbia che dice, se io non vedo non credo. Eppure gli si presentò Gesù davanti e gli disse, Tommaso, tocca, metti le mani. Cosa gli stava mostrando? Le sue cicatrici. Sapete, a volte, fratelli e sorelle, le nostre cicatrici saranno l'unico mezzo con il quale gli altri vedranno la gloria di Dio. Perché tu potrai dire, se Lui l'ha fatto con me, lo può fare anche con te. E noi non andiamo a presentare un Gesù che è lì, su una Bibbia, su un libro che molti reputano antico, su un Gesù che è storia e basta, ma un Gesù che è lo stesso ieri, è lo stesso oggi ed è lo stesso in eterno. E voglio cominciare condividendovi un primo brano che si intitola Come ossigeno, perché quel giorno per me è stato come respirare e rinascere di nuovo. Gesù si è presentato a me e ha detto, senti Amanda, non importa se i tuoi genitori non ti hanno voluta, se non ti hanno desiderata, se non è andata secondo i tuoi piani, ma il mio piano è più grande, il mio proposito per la tua vita è più grande, e se tu ti fidi di me, se tu mi prendi per mano, io ti insegnerò la via che hai da seguire e ti aiuterò a raccontare la tua storia e aiutare altri a guarire. Che attraverso le tue cicatrici, Amanda, gli altri possano vedere Gesù. Amen? Come ossigeno. Lascia a Dio il controllo di ogni singolo passo, mentre osservi i giganti cadere, tu calma il cuore, non temere. Nelle stanze più buie dei tuoi giorni Lui è luce di mille candele che nessuno potrà mai soffiare, sai, lo puoi respirare, è come ossigeno il suo amore, è come ossigeno il suo amore, come ossigeno o seu amor, como oxigênio o seu amor, o seu amor. Lascia a Dio il controllo di ogni singolo passo, mentre osservi i giganti cadere, tu calma il cuore, non temere mai, Lui è luce di mille candele che nessuno potrà mai
cambiare. Sai, lo puoi respirare. È come ossigeno il suo amore, è come ossigeno il suo amore. Sai, lui ti può salvare. È come ossigeno il suo amore, è come ossigeno, suo amore. Come ossigeno o seu amor, como oxigênio é o seu amor, como oxigênio é o seu amor. Uou, como oxigênio é o seu amor, como oxigênio é o seu amor. Grazie Gesù. Ele ilumina tudo, Ele ilumina tudo, Ele ilumina, Ele ilumina tudo, Ele ilumina, Ele ilumina tudo, Ele ilumina. Sai, lo puoi respirare. È come ossigeno il suo amore, è come ossigeno il suo amore. Sai, lui ti può salvare. È come ossigeno il suo amore, è come ossigeno, suo amore. Come ossigeno è o seu amor, come ossigeno è o seu amor, come ossigeno è o seu amor. Uou, come ossigeno è o seu amor. Amen. Gloria a Dio. Il 99,9999% delle volte la larghezza, l'altezza, la profondità di questo amore tu lo scoprirai attraverso il dolore. Mi dispiace dirtelo, non è quando tutto va bene, è quando non c'è più via d'uscita. È lì che noi andiamo da colui che è la via. E da quel giorno non è che io mi sono alzata, sono uscita dalla stanza e ho detto wow, io sono figlia, wow, che bello, wow, non sono più abbandonata. È stato un processo. E il processo di Dio a volte è doloroso e nel processo di Dio soltanto chi riesce a superarlo riuscirà a vivere il proposito. E in quel processo Dio mi insegnava ad essere figlia, Lui mi insegnava, Lui mi diceva che mi amava, Lui mi ha insegnato il versetto quando anche tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò e non ti lascerò. Ed è vero, Lui non ci lascia, Lui non ci abbandona, però mi ha lanciato una sfida. E la sfida di Dio è stata: Amanda, io voglio che questo amore tu lo vai a raccontare, ma inizia da coloro che ti hanno ferito. Non cominciare dai tuoi amici. E man mano che io coltivavo un rapporto con Dio, Dio Padre, il Signore mi faceva ricordare: come farai ad avere un rapporto perfetto con me se non vai a sistemare le cose con i tuoi genitori? Bene, oggi vi voglio raccontare che grazie alla mia testimonianza, grazie a un giorno che mi sono alzata, ho preso un aereo, sono andata in Brasile a parlare con la mia famiglia, a dire loro: sapete, voi non ci siete stati, mi siete mancati, per me è stato difficile, ma c'è stato qualcuno che non mi ha mai lasciato e non mi ha mai abbandonato. E questo qualcuno è Dio, e se voi volete Lui può cambiare la vostra storia. Io ho evangelizzato i miei genitori, la persona più improbabile. Io, che fino a prima di aver avuto un'esperienza reale con Dio, dicevo: ah, ma chi se ne frega, cioè, mi hanno lasciata, sono loro che devono fare qualcosa. Oggi, per la grazia di Dio, mio padre è un servo di Dio, ha conosciuto il Signore e mia mamma ci sta arrivando. Ma io so che colui che ha cominciato una buona opera, Lui lo porterà a compimento.
ma Lui ha bisogno di vasi, Lui ha bisogno di noi. Io potevo tranquillamente vivere nel mio odio, nel mio rancore, ma un giorno ho deciso, ho saputo che Gesù passava e ho detto aspetta, io colgo l'occasione per dire a Gesù ciò che sente la mia anima. Amen. Quindi che oggi il pastore l'ha detto più volte, qual è la ferita? Presentiamola a Gesù. Lui è il medico dei medici per eccellenza. Lui è l'unico in grado di entrare in quelle zone nascoste della nostra anima. E soltanto quando tu sarai guarito al 100% dentro e fuori potrai manifestare la gloria di Dio. Amen. Voglio condividervi anche cicatrici, che dice proprio questo, che le cicatrici che oggi porto su di me mi ricordano le mie radici, perché non è che io mi sono dimenticata che sono cresciuta senza mamma e papà, però non mi fanno più male. E le caratteristiche della cicatrice sono due: uno, non ti fa più male, e due, quando la guardi non provi più vergogna. Vuoi sapere se sei stato guarito? Non ti deve far più male e non ti deve causare più vergogna. Amen? Presentiamo a Dio le nostre ferite. Grazie, Signore. Sono qui, guardami come un vaso, perso e poi rotto e poi risanato nelle sue crepe, e oro colato l'amore suo. Siamo un pugno di argilla che il vasaio modella, siamo forme imperfette nelle mani sue. Queste cicatrici mi ricordano le mie radici, quando erano ferite e sanguinavano, ma dall'amore suo lenite ora sorrido, mi sfido, non sento dolore, ho capito davvero il suo amore sincero. Sorrido, mi sfido, non sento dolore, ho capito davvero adesso chi sono. Non ho più alibi, non è un caso, oltre quelle cicatrici il mio sorriso sotto la sua luce, e vedo la sua croce, l'amore suo. Non c'è un giorno di pioggia in cui perda fiducia, e mi sento me stessa tra le mani sue. Queste cicatrici mi ricordano le mie radici, quando erano ferite e sanguinavano, poi dall'amore suo lenite ora sorrido, mi sfido, non sento dolore, ho capito davvero il suo amore sincero. Sorrido, mi sfido, non sento dolore, ho capito davvero adesso chi sono. E non c'è vento che mi possa spostare o polvere che mi possa coprire con lui.
per questo ti ringrazio, Gesù. Grazie, Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Presentiamo veramente tutto a Dio, il nostro cuore, la nostra vita. Ognuno di noi è stato ferito almeno una volta da qualcuno, da qualcosa. Magari la tua storia non è tragica, la tua infanzia è stata abbastanza felice, ma presentiamo a Dio ogni cosa, perché da Lui niente può sfuggirgli. Tutto è nelle sue mani, la nostra vita, e noi siamo corpo, anima e spirito, ed è giusto che anche la nostra anima stia bene per servire il Signore. Non dare nulla per scontato, perché Lui ancora può guarire. L'abbiamo sentito anche stamattina, fisicamente, spiritualmente, Lui è il Dio che guarisce. Amen. Pastore, grazie ancora, che il Signore vi benedica tanto, e a te la parola. Amen? Adesso sono io che canto, ok? Ok, lei ha portato qualche materiale lì, è un appoggio al suo ministero, no? E se qualcuno vuole andare lì a prendere, è un appoggio. E è questo che possiamo fare come chiesa, come persone, come cristiani. Ok? Veloce, li avvisi? 1, 2, 3. Agape Kids, ok? Sta cercando monitori, ok? Abbiamo un bellissimo gruppo. E o bello che abbiamo iniziato anche sabato a lavoro con i bambini, ok? Abbiamo bisogno dei monitori che possono venire a servire qua. Qualche informazione parlate con Emanuele. Ok? Ministeri Sociali, raccolta prima necessità, consegnare le famiglie qua nel Viloba, abbiamo una trentina e è importante appoggiare queste famiglie, ok? Se tu vuoi coinvolgerti in questo ministero, potete parlare con i responsabili. Avanti, Meg Isabella. Ok? Prossimo giovedì sera comincia il nostro campeggio dei giovani. Io sempre dico, decisione dei genitori. Siete voi che dovete inviare i vostri figli, non solo i figli che decidono. Sono i genitori che inviano perché vogliono vedere una generazione trasformata. Comincia giovedì, pregate. E il 10 di novembre tutta questa chiesa è invitata, che sarà un culto un po' diverso, ok? Perché loro guideranno un culto ao stile giovani, ok? Potete venire anche con le vesti un po' più giovani, perché noi vogliamo fare un culto domenica mattina a un stile giovani, ok? E noi vogliamo vivere quello che loro vivono ogni sabato. E sarà una esperienza unica così. Ok, Paolo? Tranquilli? E vediamo come sarà questo culto, ma è la gloria del Signore. Vedere i valori più alti, è lì che staremo servindo al Signore. Ok? Forte e coraggioso? Non ti spaventare? Ciao! Dio benedica. Só um attimo. Ci sono gli altri avvisi. Caio. Ok? Comincia il corso dell'associazione, sono strumenti musicali, batteria, canto e chitarra, no? Comincia il prossimo mese, giusto? Jacqueline, prossimo mese? Se qualcuno vuole informazioni potete parlare con Walter o che Jacqueline qua. Campeggio abbiamo parlato. Il 30 di novembre è un incontro non solo per le donne, ma c'è un argomento molto interessante che è la solitudine. E è aperta a tutti, ok? È per portare i nostri amici e i nostri nemici, ok? E così possiamo stare vedendo lá. Ok, eu penso que sono questi avvisi adesso. Ciao, buona domenica.